Quando tornate a casa e siete già a casa, fate una carezza ai vostri Ma quella era figli. qualcun No, altro. allora un altro, no. Io direi di non sbilanciarci, perché Esatto. è meglio non andare oltre il 31 il primo, perché gli anni scorsi ci hanno insegnato che dire il prossimo anno Sì, sarà, sì, sì, allora sì, sì. diciamo solo che il prossimo anno Troppe cose si sono dette, meglio Star City. meglio Star City e aspettiamo il nuovo anno con molta fiducia e molto ottimismo. Però vi vogliamo bene. Oro. Non so se vuoi. Com'è andata? Non lo so, dimmi te. Mi sembra bene. Ma Va se bene, per come te chiusa, va bene così, Non dai. volete dire qualcos'altro? Cosa? Anzi, no, beh, però devo dire, no, dai, facciamo questa roba qua che la metti Dai. inciso, perché se è vero, anche, abbiamo detto non lavoriamo, ma non è vero che non lavoriamo, lavoriamo anche tantissimo adesso. Se vuoi metterla prima, Vai. vai. La diciamo adesso, Sì, dopo. sì. Diciamo, no, non lavoriamo. In realtà non è vero che non lavoriamo, perché da quando c'è stata questa pandemia non abbiamo mai lavorato così tanto. Così tanto, esatto. Perché siamo stati costretti ad inventarci qualsiasi tipo di cosa, sketch, video, comunicazione sui social, il video, la TV, la TV, tutto. eccetera, eccetera. Però naturalmente la nostra casa, tra virgolette, è il teatro, È il e a teatro. quello speriamo di tornare in maniera più continuativa, più costante, al più presto. Certo, si lavora tanto, però in sintesi è sempre senza scheri. Senza scheri. Ma ci dicono tutti che bisogna investire nei momenti di crisi, no? Speriamo. E chi semina raccoglie, si dice. Esatto. Però se semini vento raccogli tempesta. No, dai, lo stiamo seminando bene. Speriamo di seminare bene, dai, speriamo. Evviva. Sì.